La pieve di San Pietro è una delle 11 antiche pievi della Carnia. La data di fondazione non è nota. L'edificio è frutto di numerosi interventi di ampliamento e modifica. La storia di questa pieve è segnata dalle vicissitudini di Zuglio, l'antica Iulium Carnicum, la città romana più settentrionale d'Italia, situata in prossimità della grande arteria stradale che da Aquileia portava ad Aguntum, centro del Norico meridionale, attuale Austria. Grazie alla facilità dei collegamenti e alla posizione geografica, il centro alpino fu raggiunto ben presto dalle correnti evangelizzatrici partite da Aquileia. La chiesa gotica attuale, che fu costruita su preesistenti insediamenti, risale al 1312. Fu voluta dal patriarca di Aquileia. Chiesa di Santa Maria in Monte. L'edificio attuale risale probabilmente al XV secolo e presenta numerose modifiche posteriori. È preceduta da un ampio porticato a pianta quadrata con tetto a padiglione, sostenuto da colonne e parapetto di gusto ottocentesco. Presenta un'aula unica con cappella laterale destra e sacrestia. Tracce di una struttura medievale precedente sono visibili sul muro a sud. Nel corso del XVI e XVII secolo questa chiesa subì diverse trasformazioni. Nel 1715 fu sottoposta ad un rifacimento radicale. Venne allungata, allargata, sopraelevata e il porticato assunse la fisionomia attuale.